Sì, da ministro ovviamente non rilassato come i veneti e i turisti, perché ho l'onore e l'onere di garantire che tutto vada per il verso giusto, però stiamo mantenendo tutte le promesse fatte, tutti gli impegni presi. Abbiamo detto che le Olimpiadi non saranno solo un grande evento sportivo, ma lasceranno sui territori anche strade, impianti sportivi e stazioni ferroviarie nuove. Solo in provincia di Belluno, qua mi diceva uno dei sindaci che era 30 anni, era da quando era ragazzina che aspettavano queste varianti, queste gallerie per togliere il traffico. Lasceremo anche 4 stazioni rimesse a nuovo, a Belluno, a Ponti, a Longarone, a Feltre, altre in Lombardia, la stazione di Trento, quindi non solo i 15 giorni delle Olimpiadi, poi le Paralimpiadi, ma qua per decenni Veneti e Lombardi avranno a disposizione strade, infrastrutture nuove di zecca, quindi veramente non riesco a capire quelli che ancora adesso criticano, polemizzano, contestano. Sono soldi ben spesi che lasciano sui territori tante infrastrutture che serviranno anche per i prossimi 50 anni.